Ciao tifosi del Napoli, lasciate un like al video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del Napoli. Andiamo al video. L'ex centrocampista della Juventus e della nazionale italiana Claudio Marchisio, intervistato a margine dell'inaugurazione dei lavori di ristrutturazione dei campi sportivi Pietra Alta Falchera di Torino, ha parlato dell'andamento del campionato di Serie A. Oggi sembra di tornare al passato del famoso campionato delle Sette Sorelle, con una classifica breve. Come atleta e amante del calcio spero che duri il più a lungo possibile. Se fossi uno di quegli allenatori penso che spererebbero di poterlo prolungare prima o poi. È un campionato equilibrato, ovviamente ci sono alcune squadre più preparate, più pronte a vincere rispetto ad altre, ma è equilibrato e mi sto divertendo. Ma come potenziale vincente ho messo l'Inter in prima fila. Riguardo alla sua Juve, poi sottolinea, viene da anni non facili, ma quest'anno c'è stato un grande cambiamento, da un allenatore che conosceva molto bene l'ambiente ad una squadra che ha concluso la stagione con la vittoria della Coppa Italia, per un'idea completamente diversa. Ovviamente ci vuole tempo. Abbiamo già visto partite come quella dell'Ipsia, con la Juve in 10, che ha ottenuto una bella vittoria in Champions e altre meno belle. Deve trovare, credo, il suo equilibrio e, secondo me, penso che sia un po' a corto di carte. Spero quindi, da buon tifoso, che a gennaio possano arrivare i rinforzi. Qual è la tua opinione, fan? Sei d'accordo con lui? Lascia il tuo commento sul video e iscriviti al canale Forza Napoli.